Caos al concorso dell'Agenzia delle Entrate al centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Circa 3.000 partecipanti hanno atteso invano l'inizio della prova valida, che sarebbe dovuta iniziare alle 10, per l'assunzione a tempo indeterminato di 855 funzionari in Italia, 25 dei quali in Sicilia. L'esame però non è mai iniziato a causa di un forte ritardo nel processo di identificazione dei candidati. La Commissione aveva così optato per fare iniziare la prova nel primo pomeriggio, momento in cui nelle altre regioni il concorso volgeva al termine e nei siti internet erano già state pubblicate le tracce del concorso. Ovviamente a Catania la maggior parte dei concorrenti si trovava già in possesso delle tracce ufficiali e di conseguenza delle soluzioni della prova d'esame. Sono intervenuti polizia e carabinieri e la prova è saltata, ma si sono registrati momenti di tensione quando la commissione non voleva permettere ai candidati di abbandonare l'aula d'esame. Sul posto è intervenuta la Digos per ristabilire la calma in un clima di grande confusione. I ragazzi hanno cominciato a fare dei problemi e a ribellarsi all'atto in cui hanno saputo che i quiz erano già pubblicati su internet e addirittura c'era qualcuno che con il telefonino sapeva già le domande e le risposte, per cui a questo punto sono cominciati i disordini. L'inefficienza dell'organizzazione del Presidente è stata l'incapacità di prendere una decisione e dire il concorso va sospeso, il concorso deve continuare. Chi è motivo ostativo deve andare fuori.